Spaccate, furti, violenze. Il Veneto era in allarme, anche se i numeri e i dati delle forze dell'ordine parlavano di situazione nella norma. La sicurezza percepita non rispondeva a quella reale. Il territorio allora rispondeva di propria iniziativa con le ronde volontarie. Era lo scorso febbraio. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei notiziari di Rete Veneta. Un duplice delitto si è consumato questa notte a Gorgo al Monticano. Vittime una coppia di coniugi, Guido Pellicciardi e Lucia Comin, trovati senza Forse vita cercavano le nella chiavi di Villa Villa Durante, dove Guido e Lucia Pellicciardi nella scorsa primavera avevano accettato l'incarico di custodi. Villa che non è stata toccata e nessuno dei vicini che abbia Efferato è l'unico aggettivo che noi siamo in grado di usare, non per fare allarmismo, ma per esprimere tutto il nostro sdegno e il nostro sconcerto di fronte a fatti di questo genere. Un crimine raccapricciante non solo per la provincia del Nord-Est. La notizia rimbalza su tutta la stampa e i TG nazionali, ma presto allo sgomento per tanta efferatezza e atrocità subentra la rabbia di un territorio che si sente facile preda, fortino sguarnito. Subentra la paura. Il portoncino di casa va assolutamente chiuso e ancora non basta. Neppure vivere una vita modesta basta. Sempre nella provincia del duplice omicidio, pochi giorni prima c'erano state 2 rapine in case normali abitate da gente normale. Urla di furore. Torturato è Caino, certo, anche interiormente, da incubi o da allucinazioni, perché porta l'inferno al posto del cuore. Io dormo con la pistola sotto il cuscino. È la risposta silenziosa ma intensa della comunità di questo territorio all'efferato delitto di Gorgo al Monticano. Lei è qui stasera per manifestare cosa? Beh, diciamo che abbiamo un po' tutti paura, perché non siamo più sicuri neanche a casa nostra e mi fa paura un po' tutto. Il delitto di Gorgo al Monticano dà una brusca accelerata al senso di precarietà e insicurezza. La gente rivendica i propri diritti, vuole maggiore protezione, vuole più forze dell'ordine, più attenzione dalla politica e dal governo. E mentre le investigazioni procedono con intensità, arrivano i rinforzi. La polizia c'è, è presente, la riunione oggi vuole essere anche un segnale di particolare attenzione comunque in una realtà così ferita e voglio dire, si stanno studiando proprio per disposizione del capo della polizia dei moduli di intervento sul territorio di controllo maggiormente flessibili, maggiormente sinergici. Un romeno e 2 albanesi carabinieri hanno arrestato i presunti autori del duplice delitto di Gorgo al Monticano. Uno dei malviventi era uscito dal carcere. Buongiorno, edizione straordinaria per parlare degli sviluppi della rapina che è costata la vita ai 2 coniugi di Gorgo al Monticano. 3 cittadini stranieri, 2 albanesi e un romeno sono stati posti a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri del comando provinciale di Treviso. La risposta dello Stato attraverso gli uomini delle forze dell'ordine arriva in tempi brevi, come a marzo col sequestro lampo di una defunta durato 7 ore. Nottetempo Martina Guarnera, 21 anni, veniva liberata dal comando provinciale dei carabinieri di Treviso. Abbiamo ricevuto tantissima collaborazione dalla gente, di ogni tipo, la chiacchiera per strada, la lettera anonima, la telefonata, di tutto. Io ci credevo perché i mezzi che hanno impiegato, forse anche per l'entità della cosa, erano notevoli. I mezzi naturalmente costano, io spero che il governo lo capisca e dia più possibilità alle forze dell'ordine.
Nella Bibbia c'è scritto dente, occhio per occhio, dente per dente. Lo Stato dunque ha funzionato, ma l'emergenza è finita e con essa se ne vanno anche i rinforzi inviati dal Ministero dell'Interno come prassi vuole. La situazione torna come era prima e la gente solleva nuovamente la testa. Riprendono le ronde, rinvigoriscono le proteste, parte una corsa alle armi. Alla giustizia si chiedono pene certe. Anche la procura boccia gli interventi spot dello Stato e la polemica non ha tregua. Così, a un mese dal delitto di Lucia Comini e Guido Pellicciardi, i cittadini tornano in strada per chiedere anche questa volta la vicinanza, la protezione dello Stato. Ma la politica è in agguato, l'insicurezza della gente può essere un cavallo da cavalcare e le proteste possono diventare strumentalizzazione politica.